La nazionale Under 21 di calcio è approdata in terra veneta per 2 impegnativi test match, come si chiamerebbero nel rugby, in vista di appuntamenti cruciali. Dopo una seduta a porte chiuse agli ordini di mister Davis Mangia, la squadra si è finalmente allenata senza interdizione al pubblico sul terreno di gioco dello stadio Emanuele Mason di Campo San Piero, Alta Padovana. La rappresentativa degli azzurrini è attesa dal confronto amichevole con i pari età di Russia, venerdì a Cittadella, e Ucraina, lunedì a Bassano, test giudicati estremamente probanti da parte di tutto lo staff italiano. Tra i convocati dal commissario tecnico figurano vari atleti militanti in formazioni venete di A e B, Bianchetti del Verona, Viviani del Padova e Paloschi del Chievo, senza dimenticare il polesano Santon, in forza agli inglesi del Newcastle in Premier League, o Cristiano Biraghi, per cui quella con i russi è una gara davvero speciale, visto che si disputa proprio allo stadio tombolato del suo Cittadella. Sì, è bello comunque giocare sicuramente con la nazionale, è un onore per me essere qui e poi vabbè, se siamo a Cittadella ancora meglio che giochi in casa, dai. L'unico portabandiera veneto e triveneto di Serie A è Alberto Paloschi, attaccante scuola Milan, tornato al Chievo nell'ultima stagione, dove già aveva militato nel torneo 2010-2011. Le sue considerazioni sull'importanza del gruppo la dicono lunga a proposito di quali siano le condizioni per aspirare ai traguardi più importanti. Sappiamo tutti insieme che andiamo a affrontare un torneo importante, abbiamo un'occasione tutti per poter far bene e magari riuscire ad arrivare in finale a vincere. Siamo consapevoli di questo, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e poi i risultati arriveranno.